Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. È appena iniziata Acqua e Sapone Unigross Italian Coffee Petrarca Padova, seconda giornata di andata della regular season, iniziata da pochissimi secondi. Allora andiamo a leggere le formazioni, ci sono delle sorprese soprattutto in casa Acqua e Sapone Unigross, con Alessandro Fior, classe 2001, esordio assoluto nel campionato di Serie A per il giovane portiere vicentino, poi Carlo Uenu, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderolli, Jesulito, Ghi, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Roscia, allenatore signor Massimiliano Bellarte. Il Petrarca risponde con Moretti, Dudu Costa, Del Pizzo, Alba, Revert Cortés, Lobuglio, Tidu, Sividini, Bargellini, De, Urio, Mustafov, Di Sarò e Vitale, allenatore Giampaolo. Arbitrano Acquafredda di Molfetta, Minichini di Ercolano. Il crono è Dario Di Nicola di Pescara. Attenti al primo spunto di Nicolodi, fermato in fallo laterale da un avversario. Quindi dicevamo grande sorpresa tra i pali, c'è l'esordio assoluto di Alessandro Fior, classe 2001, uno dei portieri dell'Under 19 del CT Tarantino e dell'Under 19 nerazzurra del coach Luca Di Eugenio. Qui Jonas protesta per un presunto tocco di mano di Del Pizzo, l'arbitro decreta soltanto la rimessa laterale. Stiamo cercando anche di ricostruire i quintetti iniziali, non è semplice perché il Petrarca non ha i nomi dietro le maglie e neanche i numeri sui pantaloncini, quindi piano piano cercheremo di costruire i due quintetti. Sicuramente c'è Moretti tra i pali, l'ex di turno Marcus Del Pizzo, il capitano Dudu Costa, poi c'è col numero 7 Alba e con il numero 21 Revert Cortés, lo spagnolo molto conosciuto già nel campionato di Serie A per aver militato già ad alti livelli anche con la Luparense. Attenti proprio a Revert Cortés che approfitta dello scivolone di Nicolodi qui sul lato destro, calcia in porta ma non trova lo specchio. Il primo brivido della partita è per la porta dell'Acqua e Sapone. Jonas esce dal pressing, Avellino recupera un gran pallone in scivolata, poi serve Nicolodi! Douglas Nicolodi dopo 1 minuto e 16. Acqua e Sapone 1, Italian Coffee 0. Torniamo in diretta, stavamo aggiornando il live per la divisione calcio a 5. C'è un calcio di punizione al limite dell'area per l'Italian Coffee Petrarca Padova. Protesta Coco Wellington. È stato suo il tocco, probabilmente punito dall'arbitro, quindi calcio di punizione da posizione molto pericolosa. Fior dispone la barriera, quindi c'era stato un retropassaggio al portiere, ovviamente non consentito dal regolamento. Dudu Costa, Alba sul pallone, Del Pizzo largo a destra, Revert Cortés sul secondo palo, la battuta di Alba ribatte la difesa dell'Acqua e Sapone Unigross, quindi nulla di fatto. Allora c'è un cambio per i veneti, entra col numero 8 De, uno dei nuovi acquisti per la Serie A, uno dei regali della società al mister Giampaolo dopo la vittoria del campionato di A2. Jonas riesce a servire Nicolodi, palla di ritorno per Nicolodi ma Alba anticipa l'inserimento di Jonas, guadagna una rimessa però ancora in attacco l'Acqua e Sapone Unigross. Adesso è proprio
Nicolodi, Douglas Nicolodi, 6 anni e mezzo in questo palazzetto con la maglia del Pescara anche da capitano. Ieri alla vigilia era molto emozionato e ci aveva anche detto nel pre-partita, nella sua intervista che vi abbiamo fornito sui nostri social, mezzo comunicato stampa, che sarebbe stato felicissimo di segnare un gol, il primo gol in questo palazzetto nella storia dell'Acqua Sapone Unigros come squadra di casa, visto che in passato l'Acqua Sapone Unigros qui era sempre ospite nei derby leggendari con il Pescara calcio a 5. Riprende l'azione del Padova con Del Pizzo, passaggio in profondità che non riesce, entra Calderolli, esce proprio Nicolodi, comincia la rotazione del roster da parte di Massimiliano Bellarte. Jonas prova a fare tutto da solo, Del Pizzo lo rimpalla, palla per Alba, entra Avellino con grande determinazione e anche con grande pulizia a scardinare questo pallone dai piedi di Alba, giocatore di grande stazza fisica, il numero 7 del Petrarca. Andrà Del Pizzo a battere questo pallone, arrivò dalla A2 all'Acqua e Sapone Unigros, con delle ottime prestazioni riuscì addirittura a conquistare le sue fin qui uniche convocazioni nella nazionale maggiore, all'epoca guidata da Menichelli, proprio durante il periodo di militanza con l'Acqua e Sapone Unigros, periodo in cui in panchina c'era proprio Massimiliano Bellarte che lo aveva allenato nel Modugno in Serie A2. Ancora Del Pizzo a manovrare, intanto è entrato in campo anche Murilo Ferreira, il capitano, per dare il cambio a Luciano Avellino dopo 3 minuti e 20 secondi. Attenzione ad Alba, che spunto di Alba, un destro sotto la traversa che non lascia scampo a Fiori, imparabile probabilmente, fa tutto da solo il numero 7 dei Veneti ed è 1-1 dopo 3 minuti e 14. Tutto da rifare quindi dopo pochi minuti per la squadra di Bellarte, che intanto ha fatto entrare in campo anche Jesulito, la prima partita davanti al pubblico abruzzese con la maglia dell'Acqua e Sapone Unigros anche per il attenzione qui, gran palla di Murillo per Calderolli, è molto bravo Moretti ad intuire tutto, ma che palla di Capitan Murillo, qui Calderolli batte, non c'è la distanza, Del Pizzo si prende una giusta ammonizione, qui ingenuo Del Pizzo. Torniamo in diretta con il rilancio lungo di Moretti, palla tra le braccia del collega Fior. Intanto diamo il benvenuto, non avevamo annunciato prima perché lo stavamo aspettando, diamo il benvenuto ad un caro amico dell'Acqua e Sapone Unigros, del futsal abruzzese, del futsal italiano in generale, il mister Antonio Ricci, che in questa avventura della stagione 2019-2020 sarà un po' la nostra spalla, il nostro angelo custode dal punto di vista tecnico e tattico per descrivere le partite. C'è un altro fischio dell'arbitro, allora aspettiamo questo calcio di punizione prima di dare la parola a mister Ricci. Di nuovo un retropassaggio sbagliato, già successo qualche minuto fa. Acqua e Sapone commette lo stesso errore nel giro di pochi secondi, un'altra punizione dal limite pericolosa adesso per la squadra nerazzurra. Intanto sono entrati in campo con il numero 10 Mustafov, nazionale macedone, uno dei nuovi acquisti dell'estate per il Petrarca.
Del Pizzo proprio, no, per Urio, l'ex capitano del Caos e del Milano, ribalta il risultato. Dopo 4 minuti e 36, Antonio, una partita difficile, sei appena arrivato, ma la situazione non è quella che ci aspettava alla vigilia probabilmente. Adesso c'è un time out da parte di Massimiliano, sì, no, è l'inizio di campionato e quindi comunque ci sono sempre delle difficoltà. Credo che adesso cercherà di dare una sistemata alla squadra, anche perché c'è da dire che in questo momento magari l'entusiasmo delle neopromosse è sempre un po' difficile da combattere, però insomma credo che Mi dicono che non si sente l'audio. Vediamo se è vero o no. Prova. Non so se abbiamo problemi di audio, come ci dicono. Ok, è tutto regolarmente funzionante. Allora si torna in campo dopo il gol del 2-1 segnato da Urio per il Petrarca. I veneti in vantaggio nel giro di un paio di minuti hanno ribaltato l'1-0 segnato da Nicolodi. Tutto complicatissimo, ma c'è gol che viene annullato. C'è anche cartellino giallo per Ghi. Tocco con un braccio secondo l'arbitro. Solo l'illusione del pareggio, quindi per la squadra di Massimiliano Bellarte c'è da ricominciare a macinare gioco per ribaltare questo 1-2 tremendo dell'Italian Coffee, con la punizione di Urio che ha bucato la porta difesa oggi da Alessandro Fior. Antonio, una scelta coraggiosa del mister, ragazzo del 2001 all'esordio in Serie A, ovviamente doveva prima o poi arrivare anche il suo momento, no? Giusto così. Sì, è giusto anche questo, anche se naturalmente da notizie da staff abbiamo sia Francesco Mambella che Mammarella con dei problemi. Francesco nell'ultimo momento un problema non grave, però che non gli ha permesso di difendere la porta dell'Acqua e Sapone, ma si dice molto bene di questo ragazzo, quindi è giusto anche che faccia la sua esperienza, e non credo che oggi il risultato sarà determinante dal suo rendimento. In effetti ovviamente è importante per Fior cominciare a mettere esperienza sulle spalle per diventare poi quello che tutti pensano che possa diventare per i mezzi dimostrati nelle sue categorie, ovvero un degno erede di Stefano Mammarella. Ricordiamo un problema al polso, ha già saltato la trasferta di Arzignano. Qui Ghi, bel pallone per Chesulito, ancora Ghi a lottare sul pallone, poi Urio, l'autore del secondo gol del Padova, spazza via, giocatore che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra con il vecchio Caos Bologna. Qui il destro di Ghi a giro, incrocio dei pali, sembra anche una maledizione per il pivot arrivato dalla Liga portoghese, alla ricerca del primo gol in campionato. Qui c'è fallo su Murillo, ricomincia a giocare l'Acqua e Sapone Unigros. Chesulito, Murillo in verticale per Ghi, ancora Chesulito, Petrarca che si abbassa davanti alla propria area, Ghi si gira col destro, Moretti controlla il pallone, fa ripartire i suoi, un altro portiere italiano
Attenzione, qui si distende bene il Petrarca con il capitano Dudu Costa, numero 4, uno dei giocatori che hanno vinto il campionato di A2 con la squadra di Giampaolo nella passata stagione. La rimessa laterale, ancora Aurio, difende benissimo il pallone, poi si lascia andare sul tocco di Calderolli con un po' di esperienza. L'arbitro lascia proseguire, Calderolli accelera, c'è di nuovo Urio a chiudere a tutto campo oggi. Calderoli lasciato solo, Moretti, stavamo proprio dicendo di questo portiere italiano che è stato scelto dal Petrarca. Qui c'è un brutto intervento su Calderoli e poi Jesulito segna il gol del 2-2, momento concitato della partita. Dudu Costa viene ammonito per un brutto fallo, ci sarà credo anche fallo cumulativo. 6 minuti e 21, pareggio di Jesulito. Secondo fallo per Petrarca Padova. Antonio, è importante rimettere la partita subito in carreggiata, no? Sì, no, c'è una bella predisposizione da parte dell'Acqua e Sapone, hanno subito dato una forte pressione e c'è il Petrarca con schierato una difesa individuale pura, ma che se non ci sono le dovute attenzioni si assume parecchi rischi con le qualità tecniche dell'Acqua e Sapone. Volevo dire una parola nei confronti di Moretti, il portiere è un portiere di buona esperienza, credo uno dei migliori portieri in Italia che spesso non è stato preso in considerazione per come meritava. Credo che quest'anno il campionato di Serie A si renderà conto che c'è un portiere di ottimo livello. Questo, Antonio, approfittando della sosta mentre Angelo ci rimette a posto il parquet, è un discorso generale che probabilmente varrà anche per tutto il campionato, no? Tanti ragazzi italiani, tanti giovani emergenti avranno delle possibilità in questo campionato a 16 squadre. Sì, forse proprio perché per la prima volta siamo a 16 squadre, ci sarà spazio per molti giovani italiani. Prima guardavo le immagini di Ostia, Catania e anche lì ci sono molti ragazzi italiani che affrontano per la prima volta la Serie A, però è anche giusto così, dare spazio a loro, e l'esempio è per esempio ieri il signor Prestito nella partita finita 9-1, 6 realizzazioni sono di 6 giocatori italiani su 10 gol. E Nicolodi ribalta il risultato di nuovo, 3-2, 7 minuti e 22, Douglas Nicolodi. Quello che è certo è che sicuramente vedremo tanti gol in questo campionato. Ieri 5-4 tra Rieti e Color Max, 9-1 la partita del signor Prestito, qui già 5 gol dopo meno di un quarto di partita, quindi è una Serie A che promette scintille, anche molto equilibrata, Antonio, per quello che si sta vedendo in queste prime 2 giornate. Sì, come ripeto, le prime giornate sono sempre un po' particolari, ci sono squadre che ancora magari formate con tanti nuovi giocatori, quindi sono in una fase di costruzione. Altre come queste squadre che vengono dalla 2, che devono ancora magari trovare la giusta intensità, e quindi
affrontare un campionato che comunque non è facile. E poi ecco, squadre come l'Acqua e Sapone, come Pesaro, come tante altre che hanno dei roster importanti e grandi qualità. È comunque buono per questo nostro campionato avere tanta qualità, anche perché così aumenta il divertimento e magari anche la visibilità di questo sport. E senz'altro, divertimento ce n'è anche qui al Pala Rigopiano, la prima partita, abbiamo detto, di questa stagione in casa per l'Acqua e Sapone Unicross. Qui fallo di Nicolodi sul Revert Cortés, terzo fallo dell'Acqua e Sapone, tanti dopo 7 minuti e 50 secondi, 2 quelli del Petrarca finora. Un'altra punizione da posizione insidiosa per la squadra veneta. Sul pallone c'è proprio lo spagnolo ex della Luparense, che però lascia l'incombenza all'ex di turno Marcus Del Pizzo. C'è Alba che è sempre in campo col numero 7, esce pochissimo, ma Del Pizzo cerca la conclusione diretta col mancino, trova la schiena di Nicolodi, palla che finisce in angolo. Andrà a battere di nuovo Revert Cortés, partita vibrante, molto equilibrata finora, anche un po' nervosa con qualche scontro già al limite. Qui Fior bravissimo a intuire la traiettoria, sarebbe stato un pallone facilissimo per Alba. Qui Uenu, bravo col sinistro Uenu col piattone, Moretti è ben piazzato, si ridistende di nuovo Cortés. La partita è combattutissima su ogni pallone. C'è in campo anche De con il numero 8. Un altro intervento di Coco, il quarto fallo dell'Acqua e Sapone dopo 8 minuti e 17. Protesta la panchina del Padova, aveva chiesto un fallo anche in precedenza. Bellarte sta dando minuti anche a Carlo Uenu, classe 96, ex Arzignano, uno dei giocatori della futura nazionale italiana, ma anche di quella presente, perché è già entrato nelle rotazioni di Menichelli, almeno nella scorsa stagione. Ora aspetta la prima grande prestazione per convincere il CD a inserirlo anche tra i papabili del mondiale della prossima estate. Intanto cerca il primo gol con l'Acqua e Sapone Unicross, ci è andato vicino poco fa, bravissimo Moretti nell'uscita, diceva benissimo mister Ricci. Moretti, portiere sicuramente di spessore, portiere italiano che meritava questa occasione, marchigiano, infatti viene dagli amici del Futsal Cobà, che salutiamo. Attenti a questa palla di Nicolodi che centra quasi i nostri computer, siamo salvi per poco. Sarà rimessa in attacco per il Petrarca. Ancora una battuta in attacco, aspettiamo questa azione offensiva del Padova per poi ascoltare di nuovo la voce di mister Ricci sul momento della partita. Moretti qui cerca di fare tutto da solo, esagera, vuole anche fare gol, la palla è regalata praticamente all'Acqua e Sapone. Uenu col tacco, ma Moretti poi quando torna tra i pali si dimostra affidabilissimo. Un ragno su questa palla di Uenu, grande l'assist che gli era stato fornito dalla destra. Qui Urio rischia qualcosa sulla pressione di Coco, riesce a servire Revert, quindi il Petrarca può ripartire. Attenti, qui Avellino deve sbrogliare una situazione che improvvisamente si è fatta complicata. Entra in campo Jonas Pinto a pochi secondi dal decimo, quindi alla fine del primo quarto di partita. C'è il debutto in questa partita di Jonas. Qui Urio, ancora Fior con i piedi. Urio dopo la promozione dalla 2 alla A, l'anima, uno dei pilastri
di questo Petrarca, insieme proprio a Del Pizzo e al capitano Dudu Costa. Qui la rimessa è per l'Acqua e Sapone Unigross, che riparte. Chiedevano la rimessa laterale per il Petrarca dalla panchina, anche Giampaolo. Qui Nicolodi se ne va, fa tutto da solo, poi allarga per Jonas, un po' all'indietro il passaggio, deve ricominciare l'Acqua e Sapone. Nicolodi col sinistro, Moretti in due tempi. Antonio, fotografaci un po' il momento della partita, cosa sta provando a fare il Petrarca per rimetterla in corsa e cosa invece sta facendo l'Acqua e Sapone dal punto di vista anche tattico, da allenatore. Per il momento il Petrarca regge bene il ritmo di gioco dell'Acqua e Sapone, abbastanza attenta in difesa, perché il Petrarca riesce a difendere bene. È un momento un po' di confusione, o meglio, tutte e due le squadre stanno provando stanno cercando più di trovare la fase realizzativa, e quindi è un momento un po' di confusione e di poca costruzione di gioco. Però siamo ancora a un quarto della gara, e credo che ci sia ancora la possibilità di equilibrare tatticamente questa gara da parte dei due allenatori. Qui c'è una gran giocata di Jonas, poi Moretti un po' frettoloso, rischia di combinare un pasticcio, però sempre presente nella partita il portiere del Petrarca. Intanto Giampaolo dà spazio anche al numero 12 Vitale, un altro ragazzo italiano. Qui bella la palla di Dudu Costa, Avellino si libera di Alba, rilancia la manovra dell'Acqua e Sapone, poi però il passaggio per Murillo un po' corto, manca un po' di pulizia nel passaggio, nell'uscita dal pressing da parte dell'Acqua e Sapone. Evidentemente c'è anche un po' di ansia da prestazione, cercare di allargare, ampliare questo vantaggio, mettere un po' al sicuro la partita. Il Petrarca con l'1-2 di prima un po' spaventato i ragazzi di Bellarte. Questo toglie un pochino di lucidità. Qui Jonas apre bene per Murillo, controlla, mette giù il pallone, lo riscambia di nuovo con Jonas. La sterzata classica di Jonas, poi raddoppiato da Mustafov e da Alba. Esce di nuovo dal pressing Dudu Costa, ma finisce con il pallone in fallo laterale davanti alla panchina dell'Acqua e Sapone. Intanto torna in campo Ghi con il numero 11, ha ereditato la maglia e anche il ruolo di Giulio De Oliveira, il pivot brasiliano. L'anno scorso 38 gol nella Liga portoghese con la maglia del Fundao, arrivato in semifinale per il titolo in Portogallo. Classe 91, in Italia cerca ancora la sua prima prodezza. Finora nelle 3 partite ufficiali giocate, Supercoppa con il Pesaro, a Venafro e ad Arzignano, non ci è riuscito. Qui la bella girata di De, scalda le mani a Fior, che è piazzato bene, la para in due tempi. Che Sulito, Murillo, palla di ritorno, ma Ghi era andato incontro dalla panchina, gli dicono di andare in profondità su questi bei palloni di Murillo. Ora c'è un momento di quiete sul tabellino da qualche minuto dopo l'ondata di gol dei primi 6 minuti, 5 in 6 minuti. Ghi, controllo del pallone, non riesce a liberarsi, la rimessa laterale è del Petrarca. Ancora De, un gran destro di De, fuori di poco. Si era tuffato bene Fior, ma è un tiro pericoloso. Antonio, fa anche molto caldo oggi, secondo te questo fattore potrà influire sull'andamento della partita da qui al 40°?
No, no, non credo, perché il Petrarca con Giampaolo sta sfruttando abbastanza le rotazioni e l'Acqua e Sapone ha la possibilità comunque di ruotare in un numero giusto di giocatori, quindi credo che non si soffra. Un piccolo aspetto, c'è il Petrarca che è sempre alla ricerca della verticalizzazione prima possibile, come in questo momento, mentre cerca un po' più di costruire il gioco la squadra di Massimiliano, anche se cerca di giocare sempre con l'occupazione dello spazio in avanti con pivot. In questo momento ritorna a giocare in 4 e quindi insomma sono due filosofie diverse di gioco, però fino a questo punto comunque tutte e due lo stanno esprimendo bene. Il Petrarca arriva spesso alla conclusione e attenzione un momento. Sì, aveva continuato a giocare l'Acqua e Sapone con Del Pizzo a terra, si era arrabbiata qui la panchina del Petrarca. Va sfiorato il quarto gol Acqua e Sapone con un uomo a terra, vedremo intanto l'intervento del dottor Nicola Iannacone sull'ex di turno Del Pizzo. Probabilmente ha battuto con la schiena, ma nessun problema probabilmente per il 35enne con l'inconfondibile barbetta Del Pizzo, che ora va a dire qualcosa all'arbitro. Probabilmente gli ha chiesto di fermare il gioco perché lui era a terra. Comunque non ha problemi Del Pizzo a tornare momentaneamente in panchina. Avellino va a sincerarsi le condizioni del collega. Si potrà ricominciare con una palla a 2. Il Petrarca restituisce pallone all'Acqua e Sapone Unigros e si può ripartire quindi con Murillo, Jesulito, Calderolli, Jonas. In questo momento gioca senza il pivot Bellarte. Jonas ancora per Jesulito, sempre molto largo sulla destra. 1 contro 1 tra spagnoli contro Rever Cortés. Alla fine se la cava con il raddoppio di Urio, il Petrarca, che butta il pallone in fallo laterale, ma la rimessa è per i veneti. Minichini di Ercolano dice a Jesulito: hai toccato tu per ultimo. Ed è Rever Cortés che la va a battere all'indietro per Urio. La circolazione del pallone del Petrarca ancora sui piedi di Urio da Vitale. Sapone che sta assimilando questo cambio anche di mentalità. Cosa è cambiato secondo te anche nella gestione dal punto di vista tattico tra la gestione di Tino Perez e questa di Bellarte? Sono due modi molto differenti di approcciare tatticamente la gara. Massimiliano Bellarte predilige più un gioco in 4 con un maggior palleggio, mentre Tino Perez ci ha fatto vedere una grossa abilità tattica da parte della squadra a continui tagli e una rapidità di gioco e intensità fortissima, massimo 2 tocchi e tagli alla riconquista dello spazio dietro le spalle della difesa avversaria, con Massimiliano un po' più statica questa ricerca di gioco e più alla ricerca di giochi a 2. Eh sì, ben visibile la differenza, quindi l'Acqua e Sapone ha bisogno giustamente di
lavorare su questo cambiamento radicale. Intanto abbiamo visto la parata di Fior su Alba, qui Murillo proprio su Alba sradica il pallone dai piedi, va a servire sul secondo palo Jonas, palla ribattuta, poi Calderolli, un buon lavoro all'indietro per Jesulito, il sinistro di Jesulito, c'è un grande recupero, sembra di De, il numero 8 del Petrarca. Tanto oggi l'Inter Movistar di Tino Perez ha vinto la terza partita su 3 nelle prime 3 giornate sulla difficilissima pista di Cordoba del nostro amico ex nazionale italiano Jasson, la neopromossa andalusa, palazzetto con 2000 spettatori quasi, Antonio, una vera bolgia alla terza giornata di campionato, un entusiasmo insomma che stride un po' con lo spettacolo di molti palazzetti italiani, anche il nostro almeno per oggi. La prima al Palarigopiano non ha ancora coinvolto il pubblico di Pescara, piano piano l'Acqua Sapone dovrà lavorare per portare dentro sempre più tifosi anche a suon di risultati. Intanto un saluto a Tino Perez che sta rientrando in treno verso Madrid e sta vedendo la partita in diretta su PMG Sport. Torniamo in diretta a Dudu Costa, attenzione qui al pallone, di nuovo profondo per Mustafov, il macedone, sempre molto propositivo. Qui Jesulito non riesce a saltare del pizzo. 4 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo, 3-2 per l'Acqua Sapone Unigross. Ora è leggermente scesa l'intensità rispetto ai primi 10 minuti, giustamente le squadre devono anche gestire le energie per un secondo tempo che, per quello che si è visto finora, sarà una grande battaglia tutta da seguire qui in diretta su PMG, anche con il lavoro tecnico del nostro grande professionista Max Forstream. La rimessa laterale di Urio, Calderolli che ruba questo pallone ad Alba, ma per l'arbitro è fallo ed è il quinto fallo dell'Acqua Sapone Unigross. Alba a terra, quinto fallo con 3 minuti e 57 da giocare. Insomma, ora un fardello sulle spalle dell'Acqua Sapone Unigross fino all'intervallo da gestire con attenzione. Nel roster del Petrarca c'è anche un ex giocatore abruzzese, o meno, che ha giocato in Italia, che è Gian Sividini. Non è ancora entrato finora questo primo tempo, l'abbiamo salutato nel riscaldamento, il pivot del Loreto Abrutino dei tempi d'oro. Antonio, ti ricordi di Sividini? Tanti gol. L'ho allenato, sono stato il suo primo allenatore quando venne in Italia, perché venne alla Ponzio Pescara il primo anno che venne in Italia. Ragazzo che quell'anno fu molto sfortunato perché proprio in una partita di under in un derby si infortunò gravemente alla caviglia. È un giocatore molto, molto importante, evidentemente se non è in campo credo che sia più per problemi fisici che per motivi tecnici o tattici, insomma. Infatti, per aggiornare anche i tifosi del Petrarca, proprio il mister Giampaolo prima del riscaldamento ci ha detto che sarebbe andato in panchina quasi solo per onor di firma, perché ha un problema abbastanza serio ad un piede che sta curando in questa fase. Quindi in bocca al lupo a Gian Sividini. Chi ha seguito le imprese del Loreto, del presidente delle Monache, anche in A2, lo ha visto giocare al massimo forse delle sue possibilità. Veramente sfiorata la Serie A da quella squadra. Persa la finale playoff al Pala Roma contro il Martina Franca.
2 minuti e 21, 3-2 per l'Acqua e Sapone Unigross. Quinto fallo però sulle spalle di Murillo e compagni. Padova che proverà, ecco, a cercare il sesto. Qui Urio lo fa in maniera un po' troppo plateale, al limite dell'ammonizione per simulazione probabilmente. Quando si arriva a queste situazioni si rischia di eccedere anche al contrario. Qui proprio Urio una mano accidentale sul volto di Murillo che va giù, ma il pallone è uscito. Tanto Del Pizzo ha qualcosa da ridire. C'è anche il nostro Angelo che prima di passare lo spazzolone fa da mediatore con l'arbitro. Murillo già in piedi. Urio alla rimessa laterale dovrà restituire il pallone all'Acqua e Sapone Unigross, così fa. 2 minuti e 04. Avellino fa ripartire la squadra di Bellarte. Coco profondo, ma non c'è nessuno. Su questa seconda palla arriva di nuovo Coco. Calderolli prova ad andare, Calderolli si allarga troppo, il sinistro è abbondantemente fuori. Un nuovo possesso adesso per l'Italian Coffee con Urio. Anche Urio ha avuto un minutaggio molto alto in questo primo tempo, ma assolutamente imprescindibile probabilmente per la squadra di Giampaolo, così come il numero 7 Alba e Rever Cortesi, più presenti nella formazione veneta di questo primo tempo. Ancora De in possesso del pallone, Calderolli lo chiude in angolo, 1 minuto e 15. Dalla distanza Revert. Ancora possesso del Petrarca con Rever Cortés. Del Pizzo tornato in campo dopo l'incidente di prima. La rimessa è nerazzurra. Ultimo minuto di questo primo tempo. Luciano Avellino, Murillo, Calderolli, possesso dell'Acqua e Sapone nella propria metà campo. Qui Coco fa un velo ma non trova nessun compagno. ...40 secondi, 35 anzi quasi per il Petrarca, per andare all'intervallo con un risultato diverso dallo svantaggio attuale di 3-2. Qui Alba, Avellino guadagna una grande rimessa. Avellino, ottimo il primo tempo del centrale argentino che non è stato convocato dal CT Luquix per il sudamericano che si giocherà in Cile ad ottobre. Qui grande giocata di Coco per Ghi, ancora un controllo difficoltoso e l'anticipo di Rever Cortés. 21 secondi, chiude in attacco forse l'Acqua e Sapone Unigross questo primo tempo. Coco, possesso del pallone, Avellino, 15 secondi, Coco in profondità, ancora per Ghi. Si abbassa, cerca compagni con cui giocare. Murillo ancora in profondità per il pivot che va a lottare con Del Pizzo, guadagna un secondo dalla fine. Una rimessa che sarà utilissima per andare all'intervallo, addirittura quasi per segnare gol, ma si va all'intervallo sul 3-2 per l'Acqua e Sapone Unigross. Ci sentiamo nel secondo tempo dal Pala Rigopiano di Pescara.
Torniamo in diretta dal Pala Rigopiano di Pescara, sta rientrando il pubblico in questo momento, ma la partita è già iniziata. Da qualche secondo si riparte dal 3-2 per l'Acqua e Sapone Unigross sull'Italian Coffee Petrarca. Vantaggio minimo da difendere in questo momento per la squadra di Bellarte, mentre la squadra di Giampaolo proverà di nuovo a ribaltare la partita, come ha fatto nei primi minuti, in maniera incredibile, con grande coraggio, con grande determinazione, dopo l'1-0 di Nicolodi. Partita ribaltata in pochissimo tempo dai ragazzi in maglia nera dell'Italian Coffee. Ancora una giocata di Del Pizzo. Antonio, cosa dobbiamo aspettarci in questo secondo tempo? Guarda, ho visto verso la fine del primo tempo che un pochino ha sofferto il Petrarca a livello di intensità, commettendo qualche errore nella fase difensiva. Credo che questo possa essere a lungo andare un punto di forza per l'Acqua e Sapone, quindi deve prestare attenzione all'inizio, giocare con molta correttezza tattica, magari per trovare poi uno spunto con l'andare della partita. Anche se il Petrarca in questo momento queste prime azioni sta attaccando molto bene la difesa dell'Acqua e Sapone, però ecco, vediamo come andrà. Assolutamente, 18 minuti e 36 ancora. Ringraziamo il mister Antonio Ricci, vi abbiamo detto oggi è arrivato con qualche minuto di ritardo giustificato, perché c'era un impegno importante da seguire della piccola, però dalla prossima partita poi sarà con noi sabato prossimo. Tra l'altro Antonio, dopo il turno infrasettimanale di martedì ore 20 al Palatu Live di Roma, Cybertel Aniene Acqua e Sapone Unigross, poi sabato prossimo 5 ottobre di nuovo al Pala Rigopiano per la quarta giornata Acqua e Sapone Unigross, Lynx Latina, Latina che ha già 6 punti nelle prime 2 giornate, che ha fatto, attenzione, qui c'è un possibile fallo di Dudu Costa, poi Jesulito salta Vitale, fa tutto da solo col mancino, con la punta Jesulito chiede l'angolo e lo ottiene, gli hanno sporcato il tiro. Bello spunto del numero 10 di Cadice, si mette in proprio Jesulito, costringe Moretti a salvare il Petrarca, poi Moretti chiede di asciugare il campo nel punto in cui si è tuffato, e allora arriva Angelo con lo spazzolone. Dicevamo, sabato prossimo arriva il Latina, Antonio, che ha fatto una ottima campagna acquisti con gli arrivi di giocatori dei grandi marpioni di questo campionato come Alemao e Caio Giapa. Sì, sicuramente non è il solito Latina, quest'anno ha qualche ambizione in più del normale, in una crescita di una società che ormai è tra quelle più anziane nella nostra Serie A, un bravo allenatore, e quindi sarà una partita impegnativa, ma lo stesso quella di martedì del turno infrasettimanale, perché comunque è una squadra che viene da una brutta sconfitta e quindi nelle mura amiche cercherà di fare almeno una buona impressione. Intanto godiamoci questi 18 minuti tondi di secondo tempo. Calderolli per Jonas, il destro al volo di Jonas, poi la palla tocca Jesulito, finisce sul fondo. Il rinvio di Moretti si spegne dietro ai cartelloni pubblicitari alle spalle di Fior, che può ricominciare. Ricordiamo che oggi sta giocando tra i pali dell'Acqua e Sapone Unigross Alessandro Fior, classe 2001, vicentino di Tombolo, è arrivato lo scorso dicembre all'Acqua e Sapone Unigross, giocava in C1, non aveva ancora 18 anni, adesso ha compiuto la maggiore età, ha giocato con l'Under 19
di mister Di Eugenio l'anno scorso, ci giocherà anche in questo campionato, però ha già assaporato qualche panchina in Serie A nella parte finale dello scorso campionato, e oggi arriva l'esordio tra i pali della squadra vice campione d'Italia a 18 anni, insomma un bel segnale che si unisce alle grandi potenzialità di questo ragazzo, uno degli investimenti del club della famiglia Barbarossa di questo mercato. È stato rilevato il cartellino, così come è stato fatto per Carlo Uenu. Qui Jesulito prova a inventare col sinistro, ma Moretti era tra i pali, controlla, fa ripartire Rever Cortés, poi Urio e Giampaolo punta più o meno Antonio su un nucleo di giocatori abbastanza ristretto, non sta facendo ruotare proprio tutti, vero? Cioè sono 6/7 i giocatori che stanno ruotando sul parquet. Sì, ruota in 6, non abbandonando mai il ruolo da ultimo, quindi sta alternando Del Pizzo e Urio sempre in campo. E poi però ecco il resto con De, con Cortés, anche loro hanno delle belle qualità individuali. Tanto era andato giù Calderolli, non c'era fallo secondo gli arbitri. Allora attenzione a questa palla che rimane lì, Dudu Costa si avventa col destro, un pallone che sembrava morto al limite dell'area. Dudu Costa arriva prima di tutti, segna il 3-3 dopo 3 minuti e 7 secondi. Antonio, questo 3-3 adesso cambia sicuramente i piani dell'Acquas per Unigros, no? Che è costretta un po' a vincere questa partita anche per non rischiare di saltare un altro appuntamento con la vittoria dopo il pari di Arzignano. No, deve continuare a mantenere l'intensità alta del gioco, proprio per quello che dicevo prima, per arrivare alle fasi finali poi della gara e avere quel qualcosa in più nei confronti degli avversari. Il gol è venuto in un momento dove comunque l'Acqua Sapone in questi primi minuti ha costruito molto. Ma come dicevo prima ha molta qualità comunque individuale il Petrarca, e quindi ci sono sempre grossi rischi, e in questo momento ha deciso anche di essere un po' più difensivo del normale, mettendo dentro sia Pizzo che Urio. Continua invece Bellarte a giocare con un quintetto con 4 giocatori di momento molto molto rapidi, anche se adesso in sostituzione di Calderolli mette dentro il pivot. Vediamo un po' se va alla ricerca un po' più della verticalizzazione del gioco. Sì, intanto Calderolli che ha lasciato il campo accompagnato dal dottor Iannacone, borsa del ghiaccio sulla spalla destra per il numero 9, caduto in maniera un po' scomposta. Riparte l'azione dei nerazzurri, qui c'è Ghi che lotta con Urio, la palla scivola sul fondo. Riparte di nuovo il Petrarca, poi Murillo, sfida tra i due numeri 8, Murillo contro De, gran palla di Murillo sul secondo palo, arriva in scivolata Ghi, manca l'aggancio di pochissimo. Un altro momento difficile della partita adesso
La squadra di Bellarte sicuramente non aveva nelle intenzioni della vigilia immaginato di soffrire probabilmente così tanto. L'organizzazione, l'entusiasmo, anche la fame di punti di questo Petrarca, che di fronte ovviamente ai lavori in corso della squadra nerazzurra sta in questo momento facendo la differenza. Un altro pallone controllato da Ghi, Del Pizzo lo porta fuori dall'area di rigore propria. Poi Ghi, un gran pallone, non riesce a girarsi ancora. Entrato in un momento difficile dal punto di vista psicologico Ghi, giocatore che ha segnato valanghe di gol nello scorso campionato e che adesso invece fatica a trovare la porta anche da posizione semplice. Antonio, quando un pivot come un attaccante nel calcio non trova subito il gol, poi rischia di entrare in quella specie di psicosi della porta stregata. Sì, ne ho conosciuti molti di pivot che soffrono poi questo stato psicologico. Il discorso è che anche lui è un giocatore nuovo, in un sistema di gioco nuovo, in un paese nuovo, quindi è comprensibile il fatto che magari ancora non è al 100% all'interno del progetto del gioco del suo allenatore. Però insomma riesce bene a mantenere palla, a far salire squadra, quindi credo che a lungo sarà uno dei giocatori determinanti da parte dell'Acqua e Sapone. Allora, ringraziamo mister Ricci e aspettiamo la ripresa del gioco. 16 minuti e 51 ancora da giocare, 3-3 tra l'Acqua e Sapone Unigros e l'Italian Coffee Petrarca. Sono problemi probabilmente al tabellone elettronico, quindi si sta sistemando e riportando
Torniamo in diretta dopo questa lunga pausa per sistemare il tabellone elettronico. L'Acqua e Sapone che deve ricominciare da questo possesso. Il Petrarca abbassato nei 10 metri davanti al portiere Moretti e la squadra di Bellarte che cerca con la manovra di arrivare al gol del nuovo vantaggio, gelata dal 3-3 di Dudu Costa ad inizio ripresa. Mancano, attenti qui di nuovo al destro di Dudu Costa, chiede l'angolo ma non c'è angolo. Il capitano è ovunque, il capitano del Petrarca, davvero un ottimo giocatore, si sta confermando dopo aver trascinato la squadra di Giampaolo in Serie A. Sta davvero giocando un'ottima partita questa sera al Pala Rigopiano di Pescara. Ghi, braccato dall'ex del Pizzo, poi Nicolò di diagonale, Moretti non trattiene e angolo per l'Acqua e Sapone Unigros. Tanto Giampaolo chiama di nuovo il suo numero 12 Vitale. Tiziano Avellino con il destro per Ghi. La girata di Ghi debole tra le braccia di Moretti. De per Urio, ancora del Pizzo, viene fuori bene il Petrarca, si abbassa Acqua e Sapone, esce per il pressing Nicolodi che ruba il pallone a Urio, Urio gli tira la maglia ma si continua per il vantaggio e poi Nicolodi va giù, Urio prende cartellino giallo e primo fallo del Petrarca in questo secondo tempo. E adesso gli scatti, gli strappi di Nicolodio, di Jesulito potrebbero essere decisivi con l'aumentare della fatica, no? Sì, l'importante però è mantenere comunque un equilibrio tattico in campo importantissimo, insomma, e non farsi prendere dalla frenesia di arrivare al gol prima possibile. È importante, ma bisogna arrivarci con il gioco e con la testa principalmente. Certo è che gli strappi di giocatori rapidi come quelli dell'Acqua e Sapone potrebbero aiutare. 8 minuti alla sirena finale. Nicolodi guadagna un altro angolo con il sinistro. Si è rialzato dalla panchina Calderolli, vedremo se sarà lui il prossimo giocatore ad entrare in campo dopo il problema alla spalla. Ancora Nicolodi, si gira, Coco Wellington col petto, la palla che carambola sulle mani di Moretti. Qui guadagna la rimessa l'Acqua e Sapone Unigros. E si torna in campo Calderolli al posto di Ghi. Coco proprio per Calderolli, fermato da Rever Cortés. Sapone che sta cercando di alzarsi un po' di più in pressing per schiacciare, soffocare un po' il Padova nella propria metà campo. Coco Wellington, Calderolli, pochi gli spazi, si difende molto bene, anche basso il Petrarca, con una grande partita tra l'altro dell'ex del Pizzo. Calderolli, Nicolodi che inciampa su questo pallone, riparte De, poi Rever Cortés che protesta contro l'arbitro, chiedeva un fallo.
L'arbitro lo richiama con una certa decisione, ma gli risparmia il cartellino. Protesta anche il mister Giampaolo. Nicolodi per Avellino, controllo di Avellino contro Vitale, bravo Vitale a stopparlo. 7 minuti. Ci sono problemi con il tempo purtroppo sul tabellone, quindi non possiamo darvi un'indicazione precisa. Spero che almeno nella postazione del crono di Nicola il tempo sia chiaro, altrimenti, non, visto che non scorre, saremo qui fino a domani. È fermo a 7:47 già da parecchio tempo. Quindi Calderolli contro Del Pizzo, fa buona guardia ancora Del Pizzo, costringe Coco a ripartire dalla propria metà campo. Nicolodi, Calderolli, la suolata per Nicolodi e l'errore di Moretti. 4-3 Douglas Nicolodi. Riscaldiamo il Palarigopiano. Nicolodi in collaborazione, purtroppo dobbiamo dire, con Moretti. Ne abbiamo parlato troppo bene, lo abbiamo fatto emozionare. Antonio, è un po' colpa nostra, ha giocato una grande partita. Queste sono cose che possono succedere anche ai migliori, però in questo momento, a pochi minuti dalla fine, questa indecisione sta decidendo la partita. Sì, non è stato seguito bene nella marcatura individuale da Vitale, è scivolato dietro il proprio compagno non proprio nel migliore dei modi, e a Nicolodi non gli si può concedere a 6 metri dalla porta di calciare così liberamente un rasoterra, e il portiere non è riuscito ad andare a terra nel migliore dei modi. Tanto lo spunto di Jonas abbiamo visto prima contro Revert, poi contro Urio. Entrate, scontri molto decisi, ma una partita finora molto corretta, e ci teniamo a sottolinearlo, al di là dei 3 cartellini che sono stati mostrati. Tanto bisogna asciugare il parquet, ma bisogna anche capire quanto manca. Aspettiamo. C'è fallo di Calderolli su Urio. Primo fallo a questo punto. Primo fallo dell'Acqua e Sapone. Tanto finora sta decidendo la giornata qui Douglas Nicolodi con una tripletta, e non c'è bisogno di dire che se tutto dovesse finire così sarebbe in assoluto l'uomo della partita, il migliore in campo. Ancora Urio per De. Moretti, Murillo non riesce a controllare il pallone, infastidito dal numero 7 Alba. Giocato un grande primo tempo, finora nella ripresa non ha rispettato gli standard iniziali, ma ha giocato un'ottima partita. Attenzione qui a De, Murillo salva tutto, ma poi arriva Rever Cortés
a ribadire in rete, a dedicare il gol probabilmente alla compagna, simula il pancione. 4-4, disastro, mezzo disastro difensivo dell'Acqua e Sapone Unigross. Rever Cortés firma il 4-4. Antonio, tutto da rifare. Tutto da rifare, sono stati presi da un 1-2 sulla fascia e hanno portato superiorità numerica rapidamente e sono riusciti a chiudere l'azione bene. Ne dovevano approfittare in questo momento di un quartetto che forse non era particolarmente equilibrato, ma poi il calcio a 5 ci insegna che siamo sempre pronti ad essere smentiti in ogni momento. Bene, sì, per due volte il Petrarca trova il pareggio, prima il 3-3, poi il 4-4 con delle ribattute su queste palle apparentemente vaganti. C'è sempre un giocatore ad attaccare invece il pallone con grande cattiveria. Ora bisogna sistemare anche la porta perché sarà travolta dai giocatori dell'Acqua e Sapone. Torniamo in diretta, purtroppo non siamo in grado di dirvi quanto manca alla fine della partita e neanche il minuto dei gol del 4-3 dell'Acqua e Sapone e del 4 pari di Rever Cortés. Cercheremo poi di aggiornarvi alla fine, magari sui social dell'Acqua e Sapone Unigross. Intanto risultato clamoroso anche sul campo del Pala Pizza di Pesaro, perché i campioni d'Italia pareggiano 4-4 con un'altra neopromossa, il Caos Mantova. Borruto Canal, doppietta di Onorio, ma la doppietta di Dimas, Parrell e un ex dell'Acqua e Sapone, Leleco, regalano a 30 secondi dalla fine un incredibile pareggio al Mantova. E Antonio, questo conferma ancora di più quello che abbiamo detto fin dall'inizio, che insomma questo inizio di campionato e questo campionato sarà equilibratissimo.
Assolutamente sì, anche se penso che il Mantova sarà una di quelle neopromosse, o meglio, è una neopromossa più attrezzata. Basta vedere il tabellino dei marcatori per rendersi conto della forza della squadra. Però, come dicevamo all'inizio, è ancora tante squadre non sono equilibrate, anche se il peso ha cambiato poco, però Sicuramente per il Pesaro valgono tanti discorsi che noi conosciamo, c'è una Champions in arrivo, tanti impegni da gestire, non è facile ovviamente quando poi arrivano queste squadre che ti sorprendono un po' per entusiasmo, per organizzazione e per voglia. Le partite saranno tutte molto complicate, l'Acqua e Sapone lo ha già testato ad Arzignano. A proposito, nel derby veneto Camedosson ha vinto 6-1 contro il Real Arzignano in questa seconda giornata. Non ha ancora vinto perché sta ancora giocando, ma il risultato è schiacciante. Poi c'è il fallo di Jesulito su Moretti che stava bloccando il pallone. Murillo segna col sinistro, protesta Murillo, carica sul portiere. Secondo tempo, tra un problema e l'altro non si è giocato mai praticamente, è stato quasi sempre fermo il gioco, ne ha risentito anche lo spettacolo sicuramente. Il primo tempo è stato decisamente più interessante. Murillo non riesce a girarsi. Jonas prova a caricare il destro ma se la porta sul sinistro, ma calcia alto. Ancora Moretti, lungo per Alba, gran controllo di Alba, lotta con Calderoli, difende bene il pallone che finisce sui piedi di Dudu Costa. Deve intervenire Jesulito per evitare che Dudu Costa calci in porta da 2 passi. Torna in campo anche l'ex del Pizzo. Poi qui De si porta il pallone fuori, poteva essere un grosso pericolo per l'Acqua e Sapone Unigross. Jesulito, giocata di fino per Calderoli, ma ora serve la massima concretezza, serve la massima lucidità per cercare di portare a casa questa vittoria. Jonas, gran controllo, fa un numero pazzesco Jonas su Urio, poi arriva Moretti a salvare tutto. E il Petrarca dà la sensazione comunque di volere provare a vincere questa partita, Antonio. Sicuramente non sembra una squadra che sta gestendo il pareggio. sì, no, ne farebbe un grosso errore se pensasse di poter gestire questa partita fino alla fine per un pareggio, però comincio a vedere i primi segnali di stanchezza. Uri ha chiesto il cambio e c'è molta confusione come in questi momenti, troppe transazioni, troppe palle perse e non aiutano l'Acqua e Sapone. C'è anche un filo di nervosismo, Murillo che protesta. Bisogna essere molto calmi adesso, molto pazienti, perché questa partita potrebbe riservare poi al contrario qualche brutto scherzo per la squadra di Bellarte. Massima lucidità per cercare il 5-4, dovranno averla tutte e due le squadre. Calderoli 1 contro 1 con Del Pizzo. Calderoli aspetta l'arrivo di Nicolodi che carica ancora il sinistro a giro di prima intenzione, fuori di poco. Moretti era rimasto immobile. Poi Alba che invece va a caricare di nuovo un destro dei suoi.
segnato un grande gol nel primo tempo proprio con questo destro di potenza sotto la traversa. Jonas Nicolodi, Ghi all'indietro ancora per Nicolodi, poi per Avellino. Jonas da posizione defilata con il destro e angolo per l'Acqua e Sapone Unigross. È stata una deviazione. Nicolodi col sinistro, Vitale questa volta va a chiudere bene, memore della situazione del 4-4 che aveva concesso il sinistro a Nicolodi. Ora è molto attento. Riparte ancora il Petrarca. L'Acqua e Sapone sta chiudendo la squadra di Giampaolo nella propria metà campo in questo finale, ma non riesce a sbloccarla. Qui Avellino si libera molto bene, fa tutto da solo! Luciano Avellino, il destro di giustezza nel finale. 5-4 per l'Acqua e Sapone Unigross, è una liberazione in panchina. Gran gol di Luciano Avellino. Numero 19, l'argentino di Rosario, segna il 5-4. L'Acqua e Sapone è riuscita a riportarsi nuovamente in vantaggio. Vedremo, aspettiamo indicazioni anche dal crono per capire quanto manca. Purtroppo siamo tornati al tempo non effettivo probabilmente. Il crono di Nicola si sta gustando il finale da solo, perché solo lui sa quanto manca, e quindi per capire cosa succederà chiederemo poi a lui. Nicolodi, Moretti con la mano destra salva tutto, era una palla che Ghi doveva solo spingere in porta. Continua a ruotare gli uomini Giampaolo, torna in campo Urio per difendersi da questa rimessa laterale in attacco dell'Acqua e Sapone. Giampaolo chiede al crono se si può sapere quanto manca, perché potrebbe anche, deve sapere magari se poter fare il portiere di movimento per gestire la partita. Sta succedendo qualcosa di abbastanza incredibile al Palarigopiano. Ci mettiamo nei panni del mister del Petrarca, che sta perdendo di un gol e non sa quanto manca alla fine della partita, insomma. Ancora Moretti, la pressione di Ghi, di Nicolodi su Rever esce bene su De Avellino, guadagna un'altra rimessa laterale. Un'altra partita importante di Luciano Avellino. Ripetiamo, non è stato convocato dall'Argentina per il sudamericano che si giocherà alla fine di ottobre in Cile, quindi buon per noi che potremo gustarcelo
con la maglia dell'Acqua e Sapone Unigros e averlo fresco e riposato per tutto il girone di andata. Con gol come quello di oggi sicuramente un posto ai mondiali, poi il CT lui qui dovrà trovarglielo. Qui fa buona guardia su Dudu Costa, palla che sfila sul fondo. Coco Wellington, qui fa un bel lavoro su Del Pizzo, allarga il piattone destro. Moretti ci mette un'altra volta la mano provvidenziale, qui un bel lavoro di Ghi, approfitta di un filo di stanchezza di Del Pizzo per alzare il livello, attacca di nuovo la porta il numero 11. Qui Del Pizzo che va giù, cerca di fermare il gioco per un crampo. Intanto Ghi lascia il campo a Wenu, altro giocatore che cerca primo gol ufficiale con la maglia dell'Acqua e Sapone Unigros. Anche lui ha ereditato una maglia non da poco, la numero 3 di Gabriel Lima, insomma. Giocatore dai mezzi fisici stratosferici. Anche lui in lizza per un posto ai prossimi mondiali, ma con la maglia della nazionale italiana. Genitori di origine africana, ma nato e cresciuto in Veneto. Gioca a futsal da quando aveva 12 anni Carlo Wenu con il Real Arzignano. Se sapessimo quanto manca, vi diremmo quanto tempo ha per cercare di segnare il suo primo gol con la maglia dell'Acqua e Sapone. Qui Nicolodi chiude lì davanti alla propria porta il Petrarca, ma Rever con gran classe esce su Dudu Costa, altrettanto bene su Urio. Avellino marca due giocatori insieme, sia De che Dudu Costa. Avellino in un colpo solo e guadagna anche una rimessa laterale in attacco preziosissima in questo finale. Ancora un possesso dell'Acqua e Sapone Unigros con Coco Wellington che vuole guadagnare l'angolo. Moretti si porta la palla fuori dalla linea laterale. L'arbitro fa proseguire. Evidentemente il pallone non era uscito interamente come prevede la regola, quindi si prosegue con l'attacco del Padova. Rever Cortés marcato da Avellino che gli sradica il pallone dai piedi. Adesso è sontuoso Avellino nel finale. Wenu cerca di saltare Urio, lo fa con grande veemenza, commette fallo. E il terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigros, va giù il numero 9 del Petrarca sull'esplosione di forza di Carlo Wenu. Intanto c'è a terra anche un altro giocatore della squadra veneta, quindi il gioco è nuovamente fermo a X secondi o minuti dalla fine di questo secondo tempo. Torniamo in diretta, c'è Alba, sbaglia il passaggio, regala il pallone a Calderolli. Coco Wellington, Wenu gli libera la visuale, Coco non calcia subito, poi arriva Calderolli che invece cerca subito la porta. Il tiro è ribattuto dal numero 7 del Petrarca Alba, ma l'Acqua e Sapone continua a giocare nella metà campo degli avversari. Wenu difende il pallone, lo appoggia a Coco. Coco fa un passaggio rischiosissimo da ultimo. Ancora Calderolli e Murillo.
Coco, gran giocata, Uenu va per terra e Urio si prende il doppio giallo, va fuori, espulso Urio nel Petrarca, un gesto di stizza, di una ingenuità davvero, davvero colossale quello che ha fatto Urio in questo finale. Ha quasi forse regalato, rischia di regalare la vittoria agli avversari, era già ammonito, commette fallo su Uenu, era solo il secondo fallo del Petrarca, ma calcia con violenza il pallone nella propria panchina, tra l'altro secondo giallo, espulso Urio. Deve difendersi con 3 uomini. Adesso l'Italian Coffee Petrarca, espulso Urio, che quindi salterà la partita infrasettimanale di martedì. Casalinga della squadra di Padova, Sapone che fa possesso. Coco qui perde male un pallone che gli carambola su una mano, c'è fallo, ma probabilmente un fallo non cumulativo, perché il tocco di mano di Coco è involontario probabilmente. Infatti non viene cumulato il quarto fallo all'Acqua e Sapone. Protesta ovviamente il Petrarca. Adesso invece il fallo è assegnato alla squadra nerazzurra. Qui Calderolli, Jonas, Murillo cerca di sfruttare al massimo l'uomo in più. Qui Coco fa una gran giocata per Jonas, che arriva con il destro, trova un avversario a dirgli di no. Ancora Jonas, Murillo qui col sinistro, palla di nuovo deviata, ancora angolo. Jonas, Calderolli fa una bellissima cosa per Murillo, che però è troppo lontano, arriva in ritardo. Guadagna la rimessa il Petrarca, che continua a giocare con 3 uomini in mezzo al campo. Poi si ferma di nuovo il gioco per asciugare il parquet e Bellarte approfitta per inserire Nicolodi, che potrebbe quindi chiudere con un altro gol questa serata. Ha già segnati 3 finora dei 5 dell'Acqua e Sapone. Un grande rientro per Douglas Nicolodi al Pala Rigopiano dopo 6 stagioni e mezza giocate con la maglia del Pescara. Anche da capitano torna davanti ai suoi tifosi Douglas Nicolodi. Torniamo in diretta, attacca a pieno regime l'Acqua e Sapone. Calderolli, Nicolodi, Vitale ribatte, Nicolodi recupera il pallone, lo appoggia a Jonas. 4 contro 3 in campo i giocatori di movimento. Jonas, Nicolodi, Calderolli all'indietro di nuovo per Jonas. L'Acqua e Sapone non sta approfittando di questa superiorità per chiudere la partita, però poi l'avevamo detto che Douglas Nicolodi poteva chiuderla. Poker di Nicolodi, 6-4, Douglas Nicolodi.
Antonio, cosa può fare adesso Giampaolo per rientrare in questa partita, sempre che ci sia ancora il tempo? Non lo sappiamo con precisione. Mettiamo che ci sia un minuto da giocare. Guarda, cambia molto sapere se manca 1 minuto, 2 minuti, quello che manca, però intanto comunque la scelta del quinto di movimento la fa subito, quindi probabilmente ci renderemo conto del tempo che manca, da quanto il quintetto del Petrarca cercherà di andare a chiudere prima le azioni e magari assumendosi dei rischi in più, perché a -2 credo che è arrivato il momento che deve rischiare qualcosa. Eh sì, c'è Revert Cortés con la maglia arancio del portiere di movimento, quindi adesso la superiorità numerica dell'Acqua e Sapone finisce e va in superiorità numerica per la scelta tattica di Giampaolo il Petrarca. 6-4 per l'Acqua e Sapone Unigross, presumibilmente per l'ultimo minuto o giù di lì di questa partita. La trama del Petrarca con Revert basso sulla sinistra, ora si alza un po' scambiando con Dudu Costa. In campo ci sono anche Del Pizzo, Alba e De, tutti i big, i migliori del Petrarca in questo quintetto di movimento, senza il portiere Moretti tra i pali. Fa molto possesso la squadra di Giampaolo, spostando la palla da destra a sinistra, preferibilmente gioca dal lato di Revert. Sempre lui a gestire il pallone. Dudu Costa, Alba, continuo fraseggio della squadra di Giampaolo. Murillo intercetta il pallone, Calderolli cerca la porta, chiede l'angolo, palla toccata da De, gli arbitri dicono di no, quindi riparte il Petrarca di nuovo. Revert, Alba, Dudu Costa sbaglia tutto. Cocco che qui cerca la porta, ma è tornato provvidenzialmente tra i pali Moretti. Di nuovo Avellino, e poi forse c'è il gol della definitiva vittoria e lo segna Coco Wellington. 7-4. Finale, Acqua e Sapone 7, Petrarca Padova 4. E finisce con il triplice fischio, come si diceva un tempo, dell'arbitro. 7-4 per l'Acqua e Sapone Unigross. Ringraziamo Antonio Ricci per il commento tecnico. Ci vediamo sabato 5 per Acqua e Sapone Unigross Links Latina. Grazie a voi.